Approvato il calendario degli eventi di grande richiamo da parte della Regione Siciliana per il biennio 2024-2025. Sono eventi di grande richiamo turistico come spettacoli, fiere, rassegne musicali, teatrali, cinematografiche e gastronomiche, e ancora gare sportive, feste religiose. Queste appunto alcune delle tipologie degli appuntamenti previsti in Sicilia tra il 2024 e il 2025, inseriti nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico adottato dalla Regione Siciliana tramite il decreto firmato dall'assessore al turismo Elvira Amata. Il calendario ha finalità esclusivamente promozionali, comprende manifestazioni individuate in base al richiamo turistico ed è frutto dell'avviso rivolto ai vari enti pubblici di culto, teatrali, lirici, regionali, fondazioni, ONG, Onlus, associazioni, cooperative senza fini di lucro di riconosciuta esperienza e capacità tecnico-finanziaria, organizzatori di iniziative sul territorio regionale di comprovato valore di intrattenimento turistico. Ogni ente ha così potuto presentare una sola iniziativa. Sono stati presi in esame varie iniziative, tra cui la valorizzazione nel contesto culturale delle tradizioni popolari, dell'enogastronomia, iniziative sportive di richiamo, quelle legate ad attività all'aria aperta, alla promozione dei borghi turistici e rurali. Nella valutazione si è tenuto conto della solidità dell'ente, della capacità di attrazione, della manifestazione, della vocazione turistica del territorio, della sua accessibilità, della presenza nella zona di strutture ricettive e servizi. Per la nostra provincia, fra i vari eventi previsti nel calendario, la festa di San Calogero, il Carnevale di Sciacca, l'Inicon di Menfi, il Mandorlo in Fiore, il premio letterario Tomasi di Lampedusa, Festival del Gattopardo che si tiene a Santa Margherita del Belice. Assessore Deborah Ciaccio del comune di Santa Margherita del Belice, ecco, il vostro festival, il Festival del Gattopardo, è stato inserito tra le manifestazioni culturali della regione siciliana per l'anno 24-25. Sì, con grande soddisfazione abbiamo ricevuto questa notizia. Proprio l'anno scorso, nel 2023, quando ero presidente in carica, ho presentato questa istanza alla Regione Siciliana e abbiamo ottenuto questo riconoscimento appunto per il 2024-2025 e per noi è veramente motivo di orgoglio. Ecco, che richiamo culturale e turistico ha questa manifestazione? Ricordiamo che qualche giorno fa, ai primi di agosto, si è svolta l'edizione di quest'anno. Esatto, il Festival del Gattopardo è una vetrina molto importante per appunto come turismo culturale. Consideri che appunto nel premio letterario internazionale Tomasi di Lampedusa sono passati tantissimi scrittori, tra cui premi Nobel, quindi è una vetrina veramente importante che attrae turisti da tutte le parti del mondo.